9, torniamo in diretta qui a Buongiorno Taranto sui 96.5 su radiocittadella.it insieme con Francesco Casula e Piero Caffio alla regia. Adesso parliamo invece di cinema, cronaca e di comunità locali. Lo facciamo tornando a parlare di Avetrana, qui non è Hollywood, la serie di Groenlandia che racconta la storia di Sara Scazzi, la tragica storia di Sara Scazzi. Il Tribunale Civile ha deciso che Avetrana, il nome del comune in quale sono venuti i fatti, può tornare nel titolo, non è diffamatorio. E rammarico del sindaco Antonio Iazzi, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e buongiorno ai radiospettatori. Allora sindaco, per la magistratura insomma la vicenda non è la presenza di Avetrana nel titolo non è diffamante. Perché per voi questo invece è una decisione che in qualche modo ferisce ancora di più la comunità? Guardi, insomma, noi avevamo letto un po' tutti il provvedimento provvisorio del novembre scorso e quindi fine ottobre scorso, e quindi in quel momento il giudice aveva ritenuto fondati i presupposti per la sospensione della proiezione, ovvero per la modifica del titolo. E quindi insomma nel provvedimento di febbraio, perché quello che è stato comunicato ieri alla stampa è un provvedimento del 10 febbraio che è stato a noi notificato il 17 febbraio, insomma il giudice ci ha ripensato, insomma ha rivisto il suo provvedimento rilevando insomma che i presupposti diffamatori non ci fossero più, e quindi insomma consente con questo provvedimento il ripristino del titolo, e quindi un po' ci ha lasciato un po' di sconcerto, ecco, insomma, e quindi un po' di rammarico, perché pensavamo, come abbiamo sempre pensato, che in quel modo stavamo tutelando l'immagine della nostra comunità, così come anche emerso dalle perizie che poi alcuni professori universitari hanno donato ai nostri legali, insomma, che portavano avanti la nostra battaglia, ecco, chiamiamola così. Sindaco, devo essere sincero, io da giornalista ero un po' combattuto sulla vicenda, nel senso che oggettivamente i fatti sono avvenuti ad Avetrana, quindi in qualche modo come dire, non c'è niente di cattivo. Dall'altra devo ammettere che quando lessi il vostro ricorso, in qualche modo sentì parlare anche il parroco di Avetrana, e che in qualche modo parlava di voltare pagina per i giovani rispetto a quella storia terribile, ero onestamente un po' combattuto. Però ecco, la domanda che le pongo in questo momento è oggettivamente questa storia forse non lascerà mai Avetrana, non conviene in qualche modo fare pace piuttosto che cancellarla? Guardi, è chiaro che è una storia che noi non possiamo cancellare, stavamo cercando di mettere da parte col tempo il ricordo, e quindi ogni evento, insomma la liberazione di Michele Misteri, poi la proiezione di realizzare Groenlandia, è come se si riacutizzasse questa immagine non positiva per la nostra comunità, e quindi infatti quando noi abbiamo letto il provvedimento di febbraio, almeno io in giunta a fine febbraio abbiamo deciso, quindi c'è una delibera di giunta di fine febbraio con cui l'amministrazione decideva ovviamente di non andare avanti perché ormai si erano spenti i riflettori, perché questo è il nostro obiettivo, e quindi la notizia di ieri ha riacceso nuovamente questi riflettori che noi vorremmo spegnere definitivamente. Poi è evidente che la storia della piccola Sara fa parte della nostra comunità, nessuno la potrà cancellare, ma per noi, insomma, per la nostra immagine, a mio avviso, quanto meno se ne parla meglio è, in modo tale che questa immagine della nostra comunità sia sempre meno legata a questo tragico evento. Insomma, è questo il percorso che vorremmo fare, e viceversa ricordare Avetrana, la sua comunità, per tante altre cose, insomma, per tante altre bellezze che la storia ci ha lasciato. Un'ultima domanda, le chiedo un flash, non farete ricorso, mi pare di capire? Sì, avevamo già deciso in giunta, anche perché poi da un lato non ci tenevamo, cioè non è un problema giudiziario di risarcimento o altro, come ho sempre detto, non ci tenevamo in quel momento a far valere le ragioni di una comunità, che non erano personali del sindaco, e in quel momento che ci siamo riusciti. Poi oggi ormai l'effetto mediatico si è ridimensionato, noi lasciamo a loro la scelta di ripristinare o meno, e quindi speriamo che il buonsenso prevalga, che la proiezione continui ad essere distribuita col nome, insomma, che poi è stato dato, e che quindi quanto meno se ne parli, almeno per noi meglio è. Grazie. Non andremo avanti sicuramente.